Ritorna in onda Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? Ma cosa? Anche qui di sopra, di sotto, femo assemblamento. Ma di no, non sai che... lasciamo stare. Marisa, scusa, Dimmi, ma quell'ordegno che hai là in cucina, no? ma che ordegno? Ma quello là della scaffa. Ah, Ma cos'è? è una macchinetta. Una macchinetta? Sì. E per fare cosa? È una macchinetta per il caffè. Ma no, non è una cocoma. Ma no, questa fa il caffè come in bar. Ah, ma è qua a casa? Sì, ma così possiamo bere il caffè come se fossimo in bar. Sì, ma siamo a casa? Ma è quello il bello. Basta che fracchi il bottone e tic tac viene giù. Fatto. Ma a me mi fa un poco paura sta roba. Ma e la cocoma? Non posso più doprarla? Ma sì che puoi fare con tutte e due. Orca, e dopo non dormiremo più di notte? Ma cosa mai? Già così bevi caffè dietro mano e comunque dormi. Dietro mano? Beh. Buono, sì, sarà, ma... Dai, vedrai che ti piace. Ma sì, buono, speriamo. Ma scusa un attimo. Dimmi. Cioè, questa, ma di dove viene fuori? Cioè, dove l'hai sciolta? Gliela ho lumata a Bruna. Lumata? Sì. Orca, ma ti hanno pizzicato? No, l'ho fatta franca. Ah, ma non era bruna? Ma no, dei Ciano, stavo scherzando. Posso scherzare anche io ogni tanto. Sì, che puoi. L'ho sciolta in negozio. Ah, allora in negozio l'hai lumata? Ma no, cosa mai? L'ho sciolta, l'ho pagata. Ah, ma però allora hai speso soldi? Sì. Ah, oh, Dai, non essere spinaccia. Spinaccia. Oh, boh. Brian, come c'è? Tutto bene? Voilà, mai visto così bene. Ah, tu sai, sì, chi che gli va bene. E dall'altra parte... No, ma, cioè, mi non capisco. Ma cosa, Loredana? Cioè, se una roba che, cioè, è assurdo. Ma te potessi spiegarmi cosa? Cioè, se capiremo appena adesso, di stamattina, che sono degli aghi dei lavori. Sì, buon, solo un attimo. No, mi non dico che non si deve fermare, anzi. Buon, e allora qual è il problema? Cioè, che il problema è che sono in casa, ma te lavori ancora di più che quando andavi a lavorare. Ma lavoro se lavoro, Loredana. Sì, ma non capisco, che sono mica furlan. No, sono triestin. E allora, cioè, lavoro, ma anche la vita sei la vita. Lo so, però... Ciao Gian Giulio, una volta te facevi tanti di quei sport, hobby, robe, cioè, e adesso niente. Guarda, quelle cose ormai, se ricordi lontani, se cose andate nel dimenticatoio. E chi sei stato io adesso? E a casa Stipancic? Ascolta, Marisa, Dimmi. ma tu quando è che hai là il bacino? Il bacino? Ma sì, quello. Ma chi vuoi che mi dà chi un bacino? Sono vecchia io. Boh, vecchia, sì, però comunque hai sta settimana o la prossima? Non mi ricordo. Ma sì, dovesse essere il 22 o 23, adesso non mi ricordo, devo guardare sul calendario che ho scritto. Perché? Ma no, così pensavo, ma ti fanno quel astrachiniza là? Ah, non so queste robe, ma forse mi faranno il piffer là. Ah sì? Sì. Boh, ma comunque di andare in Porto Vecchio, no? Sì, ma non Porto Vecchio qua in città, Ah no? No. E dove? E guarda, ho inteso che di andare fino quasi a Barcola. Orca, a
addirittura? Sì, Portovecchio anche là, eh. Ma va, Sì, sì. ma vai di sola o vuoi che ti accompagno in auto? Ma no, buono, lascia stare, penso che andrò di sola. Hanno fatto anche una corriera che ti porta fino a là. Ah, comodo. Eh sì, vai là, ti sponsoro e fatela, Sì, buono, ma dopo anche torni? Era Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? Cioè, ma allora, ma mi non ho capito, ma questi viene proprio qua dentro dove mettere la mascherina? Ma no, Ciano, lascia stare.